Innanzitutto buongiorno e buona giornata a tutti. Cari amici simpatizzanti ed emigranti, sono lieto ed onorato ad avervi qui oggi per condividere insieme un simbolo, un segno importante per la nostra sezione, ma molto di più per tutti voi che avete dovuto migrare verso paesi e terre lontane, senza nessuna garanzia, ma con la speranza di dare a voi stessi e ai vostri figli un futuro migliore. Non serve che vi ricordi le fatiche, i sacrifici, le asperità e tutto quanto concerne il dover partire, perché solo chi lo ha vissuto può capire e raccontare le proprie fatiche, i propri sacrifici, le proprie esperienze, ma anche i propri doveri che ogni trevisano ha dovuto, una volta arrivato in terra straniera, rispettare ed adeguarsi agli usi e costumi di quei popoli che hanno incontrato e con i quali ha dovuto vivere insieme per pochi o tanti anni, ma sempre con dignità e rispetto, portando però un grande bagaglio di trevisanità nel mondo. Non serve che vi spieghi cosa sia la trevisanità, perché noi veneti ce l'abbiamo nel DNA, è una cosa genetica e non la si può cambiare. I trevisani hanno lavorato duramente all'estero, ma hanno portato anche molte idee, progetti, insomma il classico ed inconfondibile senso del dovere, del fare, ma anche di creare, che ogni buon trevisano e ogni buon veneto ha nel sangue. Abbiamo voluto dedicare un simbolo a tutti i trevisani della sezione di Colonie, creando un monumento in ricordo ed in onore a tutte quelle persone partite e ritornate, partite e decedute e soprattutto a quelli che sono partiti o che partiranno verso paesi stranieri in cerca di lavoro e di fortuna. Quest'opera ha avuto molte persone volontarie che hanno lavorato e dedicato del tempo, del denaro e molta passione e molto volontariato nel realizzarlo. Ma il padre fondatore dell'opera in acciaio è stato il nostro caro trevisano ed associato, Ennio Pagotto, che vorrei che fosse qui con noi. Ennio, vieni qua, vieni Ennio. Accoglietelo con un grande applauso. Grazie Ennio. Faccio un breve riepilogo dei saluti. Vorrei ringraziare Matteo Bocchese, non so se è qui presente, mio amico e titolare della cava di Sarone, per aver donato le rocce sulle quali poggia la struttura. Ringrazio l'architetto Sergio Polesel, che invito a venire qui anche lui. Sergio, se c'è. Eccolo qua. Con un grande applauso. Nostro socio che ci ha seguiti man mano nell'opera e ha depositato i vari progetti e le varie faccende di natura burocratica. Grazie Sergio. Ringrazio Angelo e Graziano Movolo, se sono qui. Per il loro contributo con il camion gru a spostare e mettere in opera le varie rocce. Ringrazio Alberto Lovatello, Agostino Minatel, Leonardo Piovesana, che vorrei che fossero qui anche loro con noi. Venite avanti, non avete paura che non vi mangio. Dai. Questi nostri associati hanno lavorato per quanto riguarda le varie fasi di muratura e posa in opera dei sassi. Ringrazio Giuseppe Dalbò, non so se è qui, la figlia, nostra associata e anche segretaria. Per i contorni in ferro ringrazio tutto il mio direttivo, che vorrei qui, direttivo, vicepresidenti, consiglieri. Sono più uomini del fare.
Eccoli qua. Dove gli altri? Beh, spero che arrivi. Luciano. Che sono stati veramente le mie braccia ed anche i miei occhi, perché col lavoro che faccio non potevo essere qua tutti i giorni, coordinavo tramite telefono. E tutti distintamente bravi e meritevoli di stima. Grazie al sindaco e all'amministrazione comunale che ci hanno donato l'anno scorso il piazzale per intitolarlo Trevisani nel mondo, vedete la targa, e per averci concesso e permesso di poter costruire un monumento dedicato a tutti noi trevisani. Un ringraziamento particolare a Barazza Lino e Virginia, Barazza Giuliano e Giuliana, arrivati dalla lontana Australia per passare insieme a noi questa giornata. Un grazie, venite pure avanti, venite pure avanti. Ben arrivati dalla lontana Australia. Grazie. Vediamo quanti trevisani che vengono che fuori per il mondo. Per passare insieme a noi. Un grazie a tutti i soci della Trevisani, a tutti i cittadini di Codogné, alle associazioni oggi qui presenti e non, alle varie sezioni della provincia presenti e non, all'Arma dei Carabinieri e al maresciallo Florio Marco, che vigila sempre su di noi, proteggendoci. L'angelo custode. Al direttivo della Trevisani di Treviso, tra cui il direttore Riccardo Masini, e al nostro caro Don Canuto Toso, padre fondatore della Trevisani, che oggi ci ha onorati con la sua presenza, prima con la Santa Messa ed ora con la benedizione a tutti noi. Non voglio dileguarmi oltre e con l'occasione ringrazio tutti voi e faccio i miei più sentiti auguri a tutte quelle persone che per vari motivi dovranno partire in cerca di lavoro e che come tanti di voi sono partiti e sono ritornati nella propria terra con la fortuna di essere riusciti a dare ai loro